Giorno 15, sono le 9 e il sole splende alto. Oggi dai che facciamo un bel pezzo verso Sappada. Velocissimi oggi, ho sbaraccato in mezz'ora e con me ha sbaraccato anche il sole perché sono tornate le nuvole. Ora cerchiamo un bar dove fare colazione e un alimentari perché ho finito tutto il cibo quasi. Ieri sera per cena ho mangiato l'ultimo panino al mais che da 5 giorni ce l'avevo ma era ancora buono e morbido. Colazione è proprio una toccata e fuga. Poi sono sceso a Villa Santina dove ho fatto la spesa, ho comprato un po' di affettati per i prossimi giorni e adesso, prima di andare su a Sappada, facciamo una deviazione verso Lauco e subito sopra c'è la Forra del Vinadia. Non l'ho mai vista, quindi dobbiamo vederla. Ovviamente per Lauco sono 6 km in salita e poi non so ancora quanti altri per la Forra. Ma si sa, sono tornanti, tornano sempre. Ah, siamo nel comprensorio dello Zoncolano. Stamattina siamo partiti da qua, da Enemonzo. Siamo scesi fino a Villa Santina e adesso stiamo facendo questa strada, siamo arrivati a Lauco. Ora dobbiamo proseguire sul monte fino a Vinaio. Qua c'è la Forra del Vinadia. Siamo arrivati all'inizio del percorso. Qua c'è scritto che è destinato a persone esperte nel periodo di luglio-settembre e è sconsigliato nei periodi piovosi. Vabbè, intanto lo proviamo, scendiamo un pezzo, se vediamo che è troppo complicato o rischioso torno indietro. Tempo stimato 2 ore di percorrenza, mi sa che questo ci farà passare il pomeriggio qua. Il sentiero fino a qua è abbastanza facile, il greto del torrente è un po' bagnato chiaramente, ma se siete gente di campagna che fa il bagno nel fiume ed è abituata a saltellare tra i sassi è facilissimo. E qua invece ho perso il segno, ci sono tantissimi segni rossi che indicano la strada, ora l'ho perso quindi mi sa che torniamo un pezzo indietro. Ecco, probabilmente ho sbagliato qua. E guardate cosa ho trovato, pillole di felicità istantanea, vi ricordate? Gigantesche poi, queste sono pillolone. Comunque stiamo camminando da un'oretta e mi viene il dubbio, non è che 2 ore servono a raggiungere la Forra e poi dobbiamo farne altre 2 per tornare indietro? La mannaggia, spero di no. Che spettacolo il bagnetto! Sembrava l'ambientazione di un film di Mowgli. E adesso però ancora una volta abbiamo perso il segno. Mi sembra strano non vedere nessun segno rosso, era così ben segnato il sentiero. Forse l'ultimo pezzo abbiamo perso il sentiero, ma la Forra l'abbiamo trovata e mi pare di capire anche che la strada sia qui vicina.
Vedete, secondo Google Maps, in questa direzione dovrebbe esserci la strada. Mi sono beccato un po' di ortiche per uscire, ma ce l'ho fatta. E siamo tornati in paese. E adesso, già che ci vogliamo male, invece di scendere a Villa Santina e risalire verso Sappada lungo la strada normale, facciamo tutto un sentierino sopra i monti che porta a Ovaro. Arriva fino in cima al Monte Zoncolar e poi scende giù. Dove vuoi andare? A Ovaro. A Ovaro? Da qua? Sì. E che giro fa? E in teoria va su fino allo Zoncolan, cioè Val. Lunga, lunga. Guarda che se n'hai, è tutta così, eh. Sì. È buono. Se hai buon fisico mi sembra tu ce l'abbia, però attenzione che 22%, eh. Ci sono le Aganis da queste parti? Cosa? Le Aganis. Ci sono? Cosa sono le Aganis? Quelle che raccontano le storie? Sì. Le donne? Sì, quelle che lavano i vestiti sul fiume, giusto? No, non ci sono quelle, no. No, una volta dicevano che le vedevano di Butea. Sai dove è Butea? No. Allora, quando sei a Vinaio, no? Guardi su, è una borgata che si chiama Plugna, che sono io di lì. E dopo di lì vai via Butea e dopo, quando sei a Butea, di fronte dicevano che erano queste, no? Le Aganis? Sì. Ah, di fronte E alle dicevano che le sentivano anche, non lo so io se è vero. Che bello! Fermarsi per chiedere se c'è una fontana d'acqua e in cambio ricevere un caffè. Inoltre la signora mi ha detto che fino alla Malga Meleit è una bella salitona, però poi fino sullo Zoncolan sarà tutto un piano. Quindi dai, un grande sforzo e poi ce la godiamo. Dai che ce la facciamo. La bandiera verde era la Foria del Vinadia, il Monte Zoncolan lo vedete e la Malga Meleit è proprio qua vicino, manca poco poco. Comunque questa non sarà la più lunga, ma sicuramente è la strada più pendente. Scorgo la cima! Per lo Zoncolan mancano ancora 5 km, ma se è vero quello che mi ha detto la nonnina sono tutti in piano, quindi potremo anche farli. Adesso sono quasi le 7. La mannaggia alla nonnina, non sarà il 22%, ma questo sicuramente non è piano. Quello là sotto era Vascletto. E questa è una malga interessante. Si chiama Casera Tamai, siamo a 1600 metri di altitudine, però mi sa che è abbandonata, l'erba è altissima e non c'è nessuno. Però c'è un sottotetto. Sì, non è proprio il massimo, ma almeno siamo al riparo. E se i miei calcoli sono giusti, domani il sole sorge di là. Speriamo sia una bella giornata domani. E adesso niente. Cibo, tenda e nanna. Solite cose. Ci vediamo domani. Giorno 16. Ehi, ci ha ascoltato! Ehi, ci ha ascoltato!